Alexandra Bogdaneci, Circolo Nuoto Wisp. 3 Sara Gusperti, Team Nuoto Trento. Alla 4 Ilaria Bianchi, Nuoto Club Azzurra 91. Corsia 5 Sofia Sartori, Leo Sport. Alla 6 Angelica Cappelletto, Antares Nuoto. Corsia 7 Nicole Santuliana, Leo Sport. Alla 8 Beatrice Simoni, Forlì Nuoto. Partita allora questa prima serie, Ilaria Bianchi, corsia 4, è la seconda di sempre in Italia, 56,13 il suo primato personale, alle spalle soltanto della primatista italiana Elena Di Liddo. Dunque Bianchi che ha vinto il titolo in vasca corta europeo e mondiale nel 2012, più volte campionessa assoluta, 3 partecipazioni olimpiche, nonché finalista in quel di Londra, 27,11 ai 50 metri con Sofia Sartori, classe 2004, pluricampionessa giovanile e già nazionale giovanile, Komen 18 e Day Off 19. Dunque torniamo là davanti per seguire queste ultime bracciate di Ilaria Bianchi che timbra i 100 farfalla. Vediamo il suo responso cronometrico, 57,96 per la vittoria su Sofia Sartori, 60,41 in seconda posizione e Victorietta Bogdaneci terza con 1,2,00. Quindi ancora altissimo livello qui alla Piscina delle Rose. Iaia Bianchi 57,96.